È un tema centrale, tutti questi temi hanno estrema rilevanza politica, perché comunque sono tutti, diciamo, connessi a un'unica logica, che è quella, insomma, dell'attacco da parte del mondo della finanza, del potere, delle grandi banche, delle multinazionali alle condizioni di vita dei lavoratori in ogni parte del mondo. Questo viene fatto attraverso lo scasso di sistemi democratici connessi implementati nelle costituzioni scritte in Europa immediatamente nel dopoguerra, attraverso la legislazione che abbiamo visto, insomma, svilupparsi sul lavoro, eccetera, e abbiamo anche questo tema, rimane sempre centrale anche la questione ambientale e rimane, diciamo così, fondamentale anche la mobilitazione sul TTIP. Il 7 maggio ci sarà una manifestazione a Roma, chiediamo che ci sia una larga partecipazione, insomma, fare uno sforzo perché si partecipi a questa manifestazione, perché il TTIP rappresenta sostanzialmente il suggello del dominio dell'oligarchia del sistema delle multinazionali e delle grandi banche sull'economia europea e sull'economia mondiale, insomma, soprattutto nella parte sviluppata. Non parlo di questo perché ne parlerà meglio di me chi di questo deve parlare, di tutte queste questioni. Vi ribadisco, noi non c'è il compagno Ferrero, purtroppo, però abbiamo ritenuto noi con lui che fosse più importante che questa sera potesse parlare, esprimere il punto di vista di Rifondazione Comunista, ma io penso della stragrande maggioranza dei lavoratori e dei pensionati di questo Paese, sulla riforma Fornero e sulle politiche che sono state fatte. Io vi ricordo anche un'altra cosa, che qui si può firmare per il referendum, e anche c'è il libro che è stato fatto dalla compagna Elena Mazzoni, da Paolo Ferrero e da Monica Di Sisto sul TTIP. Se avete la possibilità di acquistarlo, acquistatelo, perché è un libro importante, perché spiega molto bene cos'è il TTIP e perché è necessario opporsi a questo trattato, e basta, non vi dico altro. Oggi è andato bene lo sciopero generale dei metalmeccanici e mi pare che questo dia già, come dire, a questa giornata una valenza positiva. Do la parola alla compagna Fantozzi Roberta della Segreteria Nazionale di Rifondazione. Allora, salve a tutti. Paolo spiegava le motivazioni dell'aver dedicato questa discussione alla questione delle pensioni. L'abbiamo fatto anche perché per l'appunto è ripartita un percorso di mobilitazione sulle pensioni. Condivido il giudizio, che non si sia fatto tutto quello che si sarebbe dovuto fare nella fase dell'opposizione alla controriforma Fornero. La CGIL su questo ha anche fatto, io credo, correttamente autocritica, ma per questo l'abbiamo fatto perché noi speriamo che la ripartenza di un percorso di mobilitazione sulle pensioni sia estremamente importante e che quindi si tratti di un avvio per l'appunto e di iniziative che seguiranno. Lo speriamo perché, come diceva prima Paolo, le pensioni, la controriforma Fornero è stata una delle controriforme più violente, io credo, rispetto alla condizione materiale delle persone del dopoguerra, mi verrebbe da dire, perché l'impatto è veramente pesantissimo ed è un impatto che riguarda i singoli settori della società, ma anche i settori nel suo complesso. È una controriforma che ha degli effetti sulla società nel suo insieme, degli effetti di sistema, perché regolando l'ultimo segmento della vita lavorativa, alla fine si regola la società nel suo complesso. E allora io credo che non ci sia particolare bisogno di dire il punto a cui siamo, ma comunque noi siamo in una situazione in cui la pensione, la riforma va progressivamente in attuazione.
e siamo in una situazione in cui l'età per la pensione di vecchiaia è già di 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti autonomi, è di 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici del privato, di 66 anni e un mese per le lavoratrici autonome. Nel 2018 verranno tutti i cosiddetti equiparati a 66 anni e 7 mesi. Nel 2019 ci sarà un nuovo scatto legato all'incremento dell'aspettativa di vita, quindi non è che quello che viene stabilito, diciamo, resta fermo, ma le condizioni peggiorano progressivamente. Gli anni di contribuzione per la pensione cosiddetta anticipata, quella che era la vecchia pensione d'anzianità, sono già ora 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, e anche qui, diciamo, nel 2019 ci sarà un nuovo adeguamento all'aspettativa di vita. Come voi sapete, poi la controriforma Fornero lega la possibilità di accedere alla pensione anticipata non solo agli anni di contribuzione, che anche questi aumentano sempre, ma anche a una determinata soglia di valore degli assegni pensionistici, perché non si può accedere se non si raggiunge un valore delle pensioni che è 2,8 l'assegno sociale. Questo valore per il 2014 era di 1.253 euro. Voi sapete che nel nostro paese ci sono 7 milioni e mezzo di pensionati con una pensione sotto 1.000 euro. Quindi, diciamo, il combinato disposto della soglia che si mette e del requisito contributivo è tale per cui la pensione anticipata è inaccessibile per gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Sono state eliminate le quote, come anche lì progressivamente a regime saranno eliminate del tutto. Insomma, la controriforma Fornero ha rappresentato un innalzamento brusco e in un concentrato, diciamo, in un atto solo, dell'età pensionabile, del tempo di lavoro anche di 6-7 anni. Io credo che su questo, diciamo, valga la pena di fare la prima riflessione, perché noi siamo in una fase in cui il lavoro andrebbe redistribuito, perché la crescita della produttività fa sì che, diciamo, il lavoro che prima veniva fatto in determinate quantità di tempo ora venga fatto in un tempo molto inferiore, e quindi, diciamo, il lavoro andrebbe redistribuito, andrebbe rimessa a tema la riduzione dell'orario di lavoro. Noi ci troviamo di fronte a un gigantesco innalzamento dell'orario di lavoro, per quanto nell'arco della vita. L'orario di lavoro si può incrementare nella settimana, su base annuale si può incrementare nell'arco della vita. Questo è quello che ha fatto la controriforma Fornero. La controriforma Fornero ha avuto effetti micidiali di cui la punta dell'iceberg sono stati i lavoratori esodati, ma ha effetti micidiali, come si diceva prima, sull'insieme della società, sui lavoratori che sono in produzione e che non ce la fanno a continuare a lavorare fino a 67 anni e in prospettiva anche oltre, sulle donne è stata micidiale, perché le donne su cui ancora, diciamo, si scarica la fatica del lavoro di produzione fuori, ma anche del lavoro domestico, non hanno percorsi contributivi tali da consentirgli di accedere alla pensione anticipata. Prima della controriforma la percentuale di lavoratrici del privato che avevano più di 35 anni di contributi era il 2%, quindi sulle donne un impatto devastante, e ha un impatto devastante anche sui giovani, come veniva anticipato, perché non c'è bisogno di essere laureati alla Bocconi, diciamo, per capire che se te tieni in un posto di lavoro una persona fino a 70 anni crei un'altra barriera all'ingresso delle ragazze e dei ragazzi nel mondo del lavoro. Questo dato è un dato che è provato. Se si prende, diciamo, anche le ultime statistiche, gli ultimi dati dell'Istat sugli occupati, ovviamente ci sarebbe da fare tutta una lunga discussione sul job act, il peso della decontribuzione e via dicendo, ma il dato interessante si ha quando si guarda la distribuzione degli occupati nelle fasce di età, perché mano a mano che la riforma Fornero va avanti, questa distribuzione degli occupati nelle fasce di età si polarizza sempre di più sui lavoratori adulti anziani, nel senso che febbraio 2016 sul
febbraio 2015 c'è un limitatissimo aumento di 20.000 unità fra 15 e 24 anni, poi fra 25 e 49 anni si perdono 210.000 posti di lavoro, fra 50 anni e oltre 50 anni, nella fascia di età oltre 50 anni, i posti di occupati crescono di 286.000 unità. Cioè questi sono gli effetti, diciamo, della entrata in attuazione della controriforma Fornero, che quindi per l'appunto ha effetti devastanti tanto sui lavoratori in produzione, sulle donne e su chi dovrebbe entrare nel mondo del lavoro. Ovviamente, diciamo, questo dal punto di vista dell'età, ma anche dal punto di vista, un altro effetto devastante dal punto di vista dell'entità dell'importo pensionistico, perché il regime contributivo puro è semplicemente, diciamo, insostenibile a fronte di un mercato del lavoro così segnato dalla precarietà. Boeri è uscito ieri dicendo che la generazione degli anni 80 andrà in pensione a 75 anni, cioè vuol dire alla pensione non ci arriva, perché questo vuol dire in realtà i dati dicono che già ora la pensione media, diciamo, è il 45% della retribuzione media, nel 2036 sarà il 33%, quindi non ci si andrà o le pensioni saranno poverissime. Quindi veramente si tratta di una controriforma che ha avuto effetti micidiali e ha anche incrementato il ricatto sul mondo del lavoro, perché è chiaro che il timore di perdere il posto del lavoro a fronte della riduzione della copertura degli ammortizzatori sociali e di una pensione che si allunga sempre di più è uno degli strumenti, diciamo, che contribuiscono a mettere sotto ricatto le lavoratrici e i lavoratori. Allora, detto questo sugli effetti, diciamo, c'è una cosa che a noi preme di dire perché è un dato che non viene quasi mai detto, no? Ora tutti in qualche modo si sono resi conto dell'impatto devastante. Diceva Paolo giustamente che come Rifondazione noi facemmo quel referendum, abrogativo totale e anche abrogativo parziale. Purtroppo il referendum sulla controriforma Fornero non è riproponibile perché le motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum che poi la Lega ha consegnato sono tali che assimilano la controriforma delle pensioni a legge di bilancio, che per l'ordinamento italiano non è sottoponibile al referendum. Quindi, diciamo, su questo terreno ci vuole proprio il movimento di lotta, perché per altra via non è raggiungibile. Non si può dire come sul Jobs Act si fa il referendum, questa via purtroppo è preclusa. Allora, diciamo, un dato però che noi riteniamo necessario si sappia, perché è qualcosa che non compare, è non soltanto che non c'era nessun bisogno di fare quella controriforma dal punto di vista della sostenibilità, della cosiddetta sostenibilità del sistema pensionistico. Dopo decenni di interventi sulle pensioni, tutti, dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale presso il Ministero del Lavoro agli organismi europei, persino Monti nel suo discorso di insediamento disse non c'è bisogno di rimettere mani sulle pensioni, fatto salvo un mese dopo fare, diciamo, per l'appunto un intervento di quel livello di distruttività. Però tutti avevano certificato fino al 2060, anno in cui erano state fatte le proiezioni, perché oltre non c'erano andati, che non ci sarebbe stato nessun problema di sostenibilità del sistema pensionistico. Ma c'è un altro dato che non viene riportato, e cioè che in realtà è dal 1996 che le pensioni finanziano il bilancio dello Stato e non viceversa. Guardate, tutti gli anni il Dipartimento di Economia Pubblica dell'Università di Roma fa un rapporto sulla spesa sociale che cura uno dei principali economisti, Roberto Pizzuti, e viene presentato con il presidente dell'INPS, con il ministro del lavoro, e da anni dà questo dato che non è mai stato messo in discussione, cioè che se dal bilancio dell'INPS fosse tolta la parte relativa agli interventi assistenziali, prepensionamenti, assegni sociali, cioè tutto quello che non è previdenza, e se fossero conteggiate le tasse che rientrano nelle casse dello Stato e che in alcuni paesi europei sono bassissime o nulle sulle pensioni,
questo rapporto sarebbe inattivo. Nel 2013 la spesa per il cosiddetto IVS, invalidità vecchiaia superstiti, cioè per le pensioni, è stato di 201,6 miliardi. I contributi versati sono stati 181 miliardi, le casse rientrate nelle casse dello Stato sono stati 41 miliardi, cioè si è prodotto un attivo di 21 miliardi di euro, pari all'1,3% del PIL. Quindi le pensioni, i contributi dei lavoratori rispetto alle pensioni erogate, sono in attivo, no? In finanza del bilancio dello Stato. Allora, io credo che questo non si sa a sufficienza, perché forse altrimenti, diciamo, le persone si arrabbierebbero anche un po' di più, no? Perché l'idea è sempre che non si possa fare altrimenti, che i soldi non ci sono e via dicendo. No, i soldi ci sarebbero e c'è la necessità di utilizzarli per rimettere mano alle pensioni. In che direzione, in che senso? Chiaramente c'è la necessità di dare una soluzione immediata alla questione degli esodati, all'ultima tranche degli esodati, ma poi vanno rimessi in discussione l'incremento dell'età pensionabile sia sul versante della pensione di vecchiaia, no? Io credo, noi diciamo che secondo noi dovrebbe essere riportata a 60 e 65 e noi pensiamo che un differenziale per le donne debba esistere fino a che i dati sull'occupazione delle donne, i livelli retributivi, le mansioni segneranno la disuguaglianza che segnano ancora ora, cioè fino a che sarà evidente che c'è un problema di perdurante discriminazione nel mondo del lavoro che deriva dal carico del lavoro di riproduzione sociale, del lavoro domestico e di cura, è giusto che ci sia un trattamento differenziale, perché come diceva Don Milani non c'è niente di più ingiusto che fare parti uguali fra chi uguale non è, e quindi diciamo che ci debba essere. Secondo, vanno reintrodotti meccanismi di flessibilità che siano meccanismi analoghi alle quote, ma che insomma ci sia la rimessa in discussione di quell'incremento dell'età così gigantesco che si è prodotto. Terzo, vanno utilizzati quegli attivi di bilancio per costruire meccanismi di copertura figurativa perlomeno dei periodi di disoccupazione, cioè meccanismi che correggano il sistema contributivo, perché altrimenti per l'appunto c'è una generazione che è tagliata fuori completamente dalla possibilità di accesso alle pensioni. Noi pensiamo anche che siccome diciamo la previdenza complementare diciamo così, per tanti aspetti è una cosa, per quanto ci siano differenze tra fondi chiusi e fondi aperti, ma insomma è una cosa che sta in qualche modo dentro i meccanismi di finanziarizzazione dell'economia. Noi pensiamo che ci vorrebbe una previdenza integrativa pubblica presso l'INPS, così come pensiamo, un'altra delle proposte che sono circolate da tempo, che i fondi per la previdenza integrativa, che ammontano complessivamente, gestiscono un patrimonio di circa 130 miliardi e che viene investito all'estero, fuori dall'Italia, al 70% investito fuori dall'Italia, dovrebbero essere studiati dei meccanismi per cui invece quei fondi non vanno a comprare, diciamo così, i titoli di Stato di altri paesi o a finanziare imprese di altri paesi, ma in qualche modo vengono redistribuite sul territorio nazionale. Ecco, in qualche modo quella controriforma che ha fatto incassare 80 miliardi nel giro di un decennio, perché di questo si è trattato, ripeto, miliardi di cui non ci sarebbe stato nessun bisogno per una sostenibilità del sistema assolutamente assicurata, e anzi per il finanziamento con le pensioni che finanziano il bilancio dello Stato, vanno redistribuite, perché altrimenti noi avremo una generazione, i giovani hanno un danno immediato perché non entrano nel mondo del lavoro e un danno permanente per dopo, perché alla pensione non ci accedono mai. Andremo incontro a pensioni che sono di entità modestissima, c'è un futuro di povertà per gran parte della popolazione italiana, gli effetti di scasso sistemico sono enormi. Quindi per quel che ci riguarda si tratta, diciamo, di continuare a fare iniziativa per rintuzzare scelte negative che si possono fare
sulla questione delle pensioni di reversibilità, che il governo ha detto dovevano servire, no? Perché nella legge delega sulla povertà c'è una cosa per cui sembra che i soldi per la povertà si prendano dalle pensioni di reversibilità. Va diciamo portato a casa l'impegno che è stato dato a far retromarcia, perché non esiste, ma ci vogliono anche degli interventi che non possono essere interventi di maquillage, che devono ridurre in qualche modo il tempo di lavoro in maniera significativa, che devono assicurare la possibilità di accesso al mondo per lavoro per i giovani, che devono assicurare prestazioni pensionistiche decenti per il futuro. Aggiungo soltanto alcune cose. Noi tutti sappiamo, e la chiudo, che diciamo i motivi che vengono addotti per interventi di questa natura sono che ce lo chiede l'Europa. Allora, noi siamo assolutamente consapevoli che c'è la necessità di rompere con le attuali politiche europee che ovunque stanno spingendo per la distruzione del welfare, però pensiamo anche che il governo Renzi non è semplicemente obbligato dall'Europa a fare queste politiche. Il governo Renzi è complice, perché nella scorsa finanziaria, nella scorsa legge di stabilità, di soldi ne sono girati. Con la decontribuzione per finanziare il Jobs Act, diciamo, la stima delle risorse che alla fine verranno movimentate oscilla nel triennio dai 22 ai 16 miliardi, una media di circa 5 miliardi l'anno. L'abbassamento dell'IRAP vale per 4 miliardi l'anno, l'IMU sugli imbollonati, il superammortamento, gli interventi sulle imprese sono stati molto rilevanti, sono girati molti soldi su quello, sull'eliminazione dell'IMU per le case di pregio, no? Su tanti interventi in cui si è scelto che si finanziavano a pioggia le imprese, così come sull'IRES è prevista la diminuzione della tassa sui profitti delle imprese a partire dal 2017 per altri 3 miliardi di euro. Quindi diciamo, quando si vuole le risorse si trovano. Le risorse non si trovano laddove c'è da dare risposta a problemi sociali di questa natura, laddove si tratta, diciamo, di tutelare una presenza pubblica, perché è evidente che queste politiche hanno l'obiettivo, come il TTP, come tutte le politiche neoliberiste, di privatizzare il welfare, sia la sanità o la previdenza. Quello che oggi è un diritto garantito dal pubblico deve diventare terreno di scorribanda per il capitale finanziario. Questo è l'obiettivo, però i margini quando si vuole ci sono, così come, ed è l'ultima cosa che dico, ci sono i margini per politiche redistributive in un paese in cui sono dati dell'Ocse, quindi né della CGIL né della Fondazione Comunista, l'1% della popolazione possiede il 14,5% della ricchezza complessiva, 3 volte quello che possiede il 40% meno abbiente. Il rapporto, diciamo, fra i più ricchi, no? E quelli che hanno di meno, i lavoratori dipendenti, precari, si è polarizzato sempre di più. Siamo in una situazione in cui il 20% più ricco ha 154 volte la ricchezza del 20% più povero. Quindi si potrebbero fare politiche sul terreno della patrimoniale, che in qualche modo anche persino, diciamo, dentro un quadro europeo che noi siamo d'accordo vada scardinato, però potrebbero avere un segno di equità assai maggiore di quello che questo governo mette in pista, perché purtroppo è un governo che, come abbiamo visto, tutela gli interessi dei petrolieri, dei ceti abbienti, delle elite internazionali. Per questo noi pensiamo che sulle pensioni sia un terreno veramente assolutamente sentito, è di prioritaria importanza. Ci auguriamo che si vada avanti e che questa stagione di ripresa delle mobilitazioni, dai metalmeccanici al TTP alla raccolta referendaria, veda questo come uno dei tasselli fondamentali di una controffensiva. Nessuno ce la regalerà, ma dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative e le mobilitazioni in qualche modo per riconquistarcela. Bene, adesso sentiamo il compagno Luca Trevisan, segretario regionale della Tion. Campo vasto. Io sono molto d'accordo con le cose che diceva adesso la
consapevole almeno qui dentro che siamo di fronte, proprio insomma definisco così, ad una offensiva contro i diritti dei lavoratori, contro il sistema di welfare, contro tutte le conquiste insomma, che il movimento operaio e la sinistra in questo paese avevano conquistato nel Novecento, che sta nei fatti insomma proprio questo offensiva mettendo in discussione tutto ciò. Oggi noi vediamo, ricordava Paolo, insomma, da uno sciopero generale della categoria dopo tanti anni insieme, il fatto che dopo 8 anni facciamo un'iniziativa unitaria tra i metalmeccanici fino a Fiona Win, la dice lunga insomma anche della gravità che attraversa il mondo del lavoro, l'attacco che Federmeccanica sta portando al contratto nazionale di lavoro, è il diritto dei lavoratori metalmeccanici, ma vale ormai insomma in discussione per tutti i lavoratori il diritto di poter contrattare la propria condizione lavorativa sia sul piano dei diritti sia sul piano salariale. E non c'è dubbio che queste politiche hanno progressivamente indebolito tutto quel sistema di protezioni, pensioni comprese, ma se vediamo le scelte compiute dal governo Renzi recentemente, penso allo statuto dei lavoratori dell'articolo 18, penso alla riduzione degli ammortizzatori sociali in una fase nella quale è chiaro tutti insomma, che la crisi non è alle spalle e che anzi insomma, il tema di come tuteli l'occupazione, di come crei nuova occupazione è il tema dei temi di questo paese. E il fatto ovviamente che dentro un processo di privatizzazione spinta riguarda la sanità con i tagli, riguarda la riforma della Fornero, la privatizzazione in buona sostanza del sistema previdenziale pubblico, dentro una teoria che nonostante mostri la corda, perché insomma, i risultati dicono questo, e cioè insomma che l'austerità, quella che appunto l'Europa ha proposto in modo particolare i paesi del sud Italia compresa, l'Europa del sud Italia compresa, nonostante quelle politiche e quindi meno welfare, meno tassazione, meno diritti avrebbe significato un maggiore sviluppo, maggiore occupazione, maggiore ricchezza, nonostante queste teorie stiano appunto mostrando la corda, stiamo nei fatti fallendo. Dati ultimi insomma anche sull'occupazione, la fine del doping, definiamola così, insomma sulle nuove occupazioni, le tutele crescenti e le ingenti risorse che sono state messe a disposizione delle imprese insomma, ci dicono da questo punto di vista anche questo, non stanno però, occorre dirlo, modificando l'impianto, l'impostazione, le politiche dei governi né in Italia che né in Europa, anzi sono proprio d'accordo con te quando dici che non è che ci impongono, è proprio una scelta, io direi sono una scelta anche di classe da questo punto di vista, contro i lavoratori, contro le lavoratrici, i migranti, le giovani generazioni, le parti più deboli della società. E quindi a ragionare di come proviamo a cambiare impostazioni, di come proviamo in Italia a far cambiare politiche al governo significa ovviamente riprendere la mobilitazione, significa rimettere al centro il lavoro, significa rimettere al centro un diverso modello di sviluppo, significa porsi anche l'obiettivo di riconquistare una serie di diritti. Stiamo provando a fare, poi dirò una cosa, insomma, sia sul piano confederale insieme ad altre organizzazioni, con CISL e WIL, per quanto riguarda appunto il sistema previdenziale delle pensioni, lo vogliamo fare come CGL, con il referendum e con la legge di iniziativa popolare per un nuovo statuto dei lavoratori che non è la riproposizione alla nostra testa del vecchio statuto dei lavoratori, ma è un'idea insomma di estendere tutele e diritti
anche a coloro i quali fino a questo momento insomma nemmeno lo statuto dei lavoratori copriva, e significa però insomma anche provare a riconquistare un sistema di previdenza pubblico degno di questo nome, perché non c'è dubbio insomma che la Fornero non va bene sia sul piano sociale, cioè non è compatibile socialmente per le cose che tu dicevi, insomma, per il repentino aumento dell'età pensionabile, per il fatto insomma che con quella controriforma sostanzialmente si stanno condannando le giovani generazioni non solo ad una vita precaria, ad una incertezza lavorativa con bassi salari, con basso reddito, con il lavoro intermittente, ma si stanno programmando i futuri poveri di questo paese. Poi quando dice che la generazione degli anni 80 potrà andare in pensione quando ha 75 anni, dice sostanzialmente che quelle generazioni e quelli che verranno non solo non avranno un lavoro sul quale insomma costruirsi un progetto di emancipazione, ma non avranno neanche la possibilità di potersi costruire insomma, un'ultima parte della propria vita insomma, in modo degno, in modo decoroso. E quella controriforma della Fornero, guardate bene, io penso che vada messa in discussione perché socialmente inaccettabile, ma perché è anche economicamente insostenibile. E perché dico che è anche economicamente insostenibile, oltre ad essere iniqua, oltre ad essere ingiusta? È anche economicamente insostenibile, e questa cosa qui noi dobbiamo proprio affrontare questo tema, perché per come è stata costruita, io dico c'è anche una finalità di fondo, perché quel modellino lì, il modellino della Fornero, il sistema contributivo, non c'è in Europa, nel mondo molto probabilmente, un sistema previdenziale che è totalmente contributivo come il nostro, presuppone anche il fatto, siccome i giovani, siccome i lavoratori di questo paese non potranno avere una pensione pubblica degna di questo nome, perché quel modello lì con quel sistema sicuramente non ce l'hanno, quel modello lì presuppone, io penso, un fine subdolo che non si può dire, indicibile, e che però quello insomma di andare verso un ulteriore e progressivo privatizzazione del sistema previdenziale di questo paese e un trasferimento verso il mercato, che non è, badate bene, la previdenza complementare integrativa, quella contrattuale, quella che anche come sindacato abbiamo con i contratti attraverso la contrattazione costruita. Quella lì aveva un senso e aveva una sua funzione nella misura in cui la previdenza complementare integrava la pensione pubblica. Era la quota insomma, che tu potevi costruirti durante l'arco lavorativo, ma che si innestava insomma, in un sistema che comunque con quella parte di retributivo, con quella parte di contributivo ti consentiva insomma, di avere una parte di previdenza pubblica certa e definita. Oggi la precarietà inibisce questa possibilità. Il fatto che ci sia un aumento costante dell'età pensionabile, cioè l'adeguamento, se uno ci pensa, non è solo il problema dei 66 anni e 10 mesi, i 42 e 10 mesi adesso per l'anzianità o i 41 e 10 mesi per le donne, è il fatto che quell'età pensionabile tenderà ad aumentare in modo progressivo, cioè con un'aspettativa di vita che anche qui un bel dire, no? Tutti sullo stesso piano a proposito di equità. Mediamente viviamo tutti un po' di più, poi dipende da che lavoro fai, poi dipende da che attività fai, da che mansioni fai, da quanto duro e faticoso il lavoro che svolgi durante la tua attività lavorativa. Dicevo, la previdenza complementare e l'idea che si rischia davvero insomma, di trasferire ulteriori ingenti quote verso il mercato, verso le banche, verso le assicurazioni, perché mentre con il contratto, insisto, pensavamo che la previdenza complementare potesse avere quel ruolo e quella funzione, è venuto un sistema come questo, non ce n'è per nessuno, anzi a me preoccupano
molto le dichiarazioni di qualche esponente del governo, perché ormai tutti dicono che bisogna intervenire per modificare la Fornero. Il punto è come lo fai, con quali risorse, con quali misure, con quali interventi. E guardate bene, insomma, mi è capitato di leggere recentemente il fatto insomma, che c'è chi pensa, anche qui dentro una logica che bisogna in qualche misura rendere le imprese più competitive, aumentare la capacità di spesa dei lavoratori, non attraverso gli aumenti contrattuali, che la meccanica vuole proprio cancellare i contratti. I lavoratori pubblici ormai hanno 7 anni che non rinnovano più il contratto, ormai nel mondo privato siamo dentro ad una fase nella quale insomma, rinnovare i contratti è sempre più complicato e sempre più difficile. Ci sono esponenti del governo che dicono che per rilanciare l'economia e per aumentare i consumi bisogna tagliare i contributi sociali a carico delle imprese e a carico del lavoratore. Delle imprese perché questo significa abbassare il costo del lavoro e quindi insomma esattamente la logica del contratto tutele crescenti, ti faccio pagare meno contributi, insomma, pensando che questo di per sé possa determinare occupazione, lavoro e ripresa economica. Ma dall'altro lato l'idea che tagli i contributi sociali significa, per tornare alle pensioni, che poi hai meno contributi che versi nel tuo fondo, che versi all'INPS, e al punto tale, sempre leggendo i giornali, che quelle quote di reddito che un lavoratore dovrebbe avere di più in busta paga, perché se non paga i contributi si ritrova in busta paga, o appunto li utilizza per aumentare i consumi, ha più capacità di spesa, o c'è chi dice che siccome poi si determina un problema sul sistema previdenziale, quei soldi li investi nel sistema previdenziale complementare. Quindi il mercato, quindi l'idea di un ulteriore e progressivo privatizzazione del sistema previdenziale pubblico. Noi ci stiamo ragionando perché hai ragione quando dici, insomma, poi lo sai che abbiamo su questo anche dentro la stessa CGIL, appunto su questo terreno una dialettica piuttosto forte, insomma, con la Confederazione, perché non c'è dubbio che il terreno previdenziale lo modifichi se riprendi l'iniziativa alla mobilitazione, e non c'è dubbio insomma che nel 2011, quando con il governo Monti fu fatta quella controriforma, il sindacato ha fatto troppo poco, e a me fa molto piacere che in questi giorni, in queste settimane insomma si è ripresa la mobilitazione. È un primo passo, non è che abbiamo risolto i problemi, insomma è incoraggiato il fatto che si sia costruita una nuova piattaforma che ha degli obiettivi precisi. Si chiede al governo di aprire un tavolo di confronto ed una trattativa vera per cambiare la Fornero, e lo dobbiamo fare perché dobbiamo affrontare quei nodi a cui tu prima facevi riferimento, e cioè la precarietà e il lavoro intermittente, che poi vuol dire bassi salari, rendono praticamente impraticabile un'idea di pensione per tantissimi lavoratori, in modo particolare i giovani, perché bisogna affrontare il tema di come si riduce l'età pensionabile. Nella piattaforma che CGIL e CISL e UIL hanno predisposto, che per quanto ci riguarda è la base, deve essere la base per aprire una trattativa con il governo, ci si pone l'obiettivo di ridurre l'età pensionabile ripristinando il diritto delle persone di potersene andare in pensione dopo 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica, quindi ripristinando da questo punto di vista insomma pensioni di anzianità, quelle si possono chiamare in un altro modo, ma l'idea è che dopo 41 anni di età tu possa uscire dal lavoro senza penalizzazione alcuna. C'è il tema della discontinuità lavorativa, e cioè di definire una contribuzione di tipo volontaria, figurativa, insomma, che sia in grado ovviamente di dare copertura a quei periodi di vuoto lavorativo che ormai sta condannando tantissimi lavoratori giovani, ma non solo giovani, perché
dramma è anche di chi perde il posto di lavoro a 50 anni, di chi insomma esce dal mercato del lavoro e ha un'età e magari anche una professionalità che rende oggettivamente complicato e difficile il rientro nell'ambito lavorativo. Si pone l'obiettivo di affrontare, perché non c'è dubbio che oltre agli esodati, oltre a tutte quelle discriminazioni che sono state introiettate dalla riforma Fornero, c'è il tema delle donne, e quindi anche qui l'idea che occorre definire una misura che in qualche misura riconosca il lavoro di cura, che tante volte insomma è un lavoro importante svolto prevalentemente dalle donne nell'ambito familiare. Quindi insomma ci sono tante cose da fare che come sindacato, insomma io penso che come sinistra del nostro paese dobbiamo provare a portare avanti insieme, sapendo che intervenire sulla Fornero significa anche provare ad introdurre dosi di equità intergenerazionale, vi ho detto, ma anche tra lavoratori diversi. Uno dei dati, tu parlavi prima, sono dei conti dell'INPS, e quindi il tema non è solo separare la previdenza dall'assistenza. Una delle richieste che il sindacato fa da metà degli anni 90 insomma era una richiesta, anzi se non ricordo male era anche inserita nel dispositivo legislativo dell'allora riforma Dini. Il tema è che dentro l'INPS ci sono dei comparti che hanno dei disequilibri economici consistenti e che hanno anche delle ragioni per quali hanno una condizione di non equilibrio economico, perché se fosse il fondo dei lavoratori dipendenti, dicevi tu prima, insomma è dal 2004 fino al 2011 che ha generato attivi, anzi insomma ritornava solidi da questo punto di vista insomma allo Stato, e se ha qualche elemento di differenza di sofferenza recentemente è perché ha dovuto farsi carico ad esempio insomma di alcuni fondi in particolari, in modo particolare dei fondi di dirigenti d'azienda che hanno versato pochi contributi a tanti pensionati, e però dentro il fondo contribuisce in modo molto basso, così come la differenza tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. I lavoratori e i fondi degli artigiani, fondi dei commercianti hanno forti disequilibri che vengono anche qui sanati insomma con le risorse che provengono dal lavoro dipendente, anche per una parte riconducibile ai fondi che dovrebbero occuparsi esclusivamente insomma di assistenza assegni familiari piuttosto che la cassa di integrazione, o dei fondi, l'altro in attivo, che sono i lavoratori parasubordinati, che sono quelli che pagano di più anche rispetto agli artigiani, anche rispetto ai commercianti, che non avranno, se non cambia nulla, una pensione, e che al tempo stesso però stanno pagando le pensioni per categorie di lavoratori che poco hanno contribuito, non per scelta loro, perché insomma il sistema ha determinato nel passato, ma anche adesso continua a determinare una condizione come questa di bassa contribuzione e ovviamente di minore entrate per quanto riguarda l'INPS. Dico ultimissime due cose perché, come dicevo, il sindacato è proprio intenzionato di riprendere la mobilitazione, perché la riforma Fornero, ma anche la riconquista insomma dello statuto, piuttosto che dei diritti, piuttosto di un'idea di welfare che sia più inclusivo, penso insomma anche al reddito di cittadinanza, quelle tante cose che discutiamo quando insomma tra di noi parliamo e ci troviamo d'accordo su tanti argomenti. Tu puoi provare a conquistarlo se in Italia riparte il conflitto, riparte l'iniziativa, riparte la mobilitazione, metti assieme tutti quelli magari che da punti di vista
stanchi, diversi e differenti, nella società comunque si battono, si sono battuti e vogliono battersi per una società diversa, per una maggiore uguaglianza, per ripristinare insomma appunto un po' di uguaglianza e di solidarietà nel nostro paese. Lo vogliamo fare sul tema delle pensioni. Io so bene che non è sufficiente una manifestazione di sabato, io la FIOM, insomma, la CGIL la considera un primo passo per riprendere la mobilitazione. È stato chiesto al governo di aprire un tavolo di confronto per discutere di un tema che ormai è all'ordine del giorno, insisto, ne parlano tutti, il tema è come si interviene sulla Fornero, e credo insomma che nel momento in cui, come pare, insomma, il governo non dovesse convocare il sindacato, non pare molto interessato a discutere insomma, con chi rappresenta i lavoratori, è più interessato insomma, di interloquire con chi rappresenta le lobby, insomma, gli interessi privati, tanti conflitti di interessi che attraversano questo governo. È ovvio insomma, che occorrerà intensificare il conflitto e tradurre quella piattaforma in una vertenza vera e propria, e significa ovviamente discutere con i lavoratori, fare in modo che le mobilitazioni da manifestazioni diventano scioperi, fare in modo insomma, che sia un'iniziativa di carattere generale in grado da questo punto di vista insomma, di mettere assieme tutti coloro i quali ritengono, come dicevo prima, insomma, di doversi battere contro queste scelte. Io credo che i metalmeccanici anche nella lotta contro il contratto possono contribuire insomma, ad una ripresa, ad un'iniziativa generale, perché noi la nostra idea insomma, è quella, vedremo adesso quello che succederà nei prossimi giorni, ma di continuare la mobilitazione, perché con ogni probabilità si renderà necessario continuare a superare contro la Finmeccanica. Non penso che la nostra controparte cambierà opinione per lo sciopero odierno, avrei tanto piacere, ma sono convinto che così non sarà. E quindi credo insomma, che accanto al tema del rinnovo del contratto, di come riconquistiamo il contratto nazionale di lavoro, io penso che la nostra iniziativa dovrà essere anche accompagnata da un'attenzione particolare che insomma, la FIOM da sempre ha voluto mettere, ma intende mettere sul tema della previdenza, della riconquista delle pensioni e sul tema degli ammortizzatori sociali a cui facevo riferimento prima, sapendo che se vuoi consentire di creare nuova occupazione, se vuoi anche affrontare il tema previdenziale per consentire alle persone insomma, di uscirsene e andarsene in pensione, ma anche per favorire il turnover, se vuoi provare a rilanciare l'economia di questo paese, il tema vero è ovviamente quello degli investimenti, di un diverso modello di sviluppo. L'occasione del referendum aveva anche questa finalità, insomma, provare a mettere in relazione un'idea differente di sviluppo e di politica industriale, in questo caso di politica energetica nel nostro paese, sapendo che per farlo ovviamente ci vogliono le risorse, bisogna fare scelte diverse e differenti, bisogna evitare di dare i soldi ai ceti, quelli che stanno meglio nel nostro paese, prima dell'IMU, potremmo dire l'IVA, potremmo dire insomma le misure che hanno accompagnato tutte le crescenti a vantaggio delle imprese, e significa anche fare ed avere un'idea diversa di fisco, una diversa redistribuzione del fisco, della tassazione del nostro paese, un'idea che occorrerebbe per recuperare gettito, oltre a fare una lotta all'evasione fiscale degna di questo nome, anche incominciare a tassare i patrimoni, perché se vuoi fare un'operazione, compreso le pensioni, che per cambiarlo occorre trovare del gettito fiscale, devi avere anche un'idea insomma, di come cambi la tassazione del nostro paese. Quindi tanti appuntamenti che io credo insomma, ci vedranno impegnati insieme alla sinistra, insieme a voi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, sapendo, e chiudo davvero su questo, che lo potremo fare anche con uno strumento, perché io considerando già, compreso
comprensiva dell'appuntamento di domenica scorsa, ma considero insomma la stagione referendaria che si è aperta un'occasione straordinaria, che non è esaustiva di per sé, va accompagnata da tutte quelle cose a cui facevo riferimento prima, ma è un'occasione straordinaria per assestare un colpo al governo Renzi. Insomma, abbiamo visto come ha reagito domenica, quando era chiaro che non si realizzava il quorum, insomma, ha avuto un atteggiamento proprio scoppioso, arrogante. Insomma, il Renzi che conosciamo. Io credo che il referendum, quello costituzionale, quello di ottobre, confermativo, la raccolta delle firme per cancellare l'Italia, insomma, l'idea che il Parlamento in Italia deve essere completamente esautorato e il potere deve essere concentrato esclusivamente nelle mani del Premier. I quesiti referendari sociali, quelli che fa la CGIL, che riguardano l'articolo 18, il ripristino dell'articolo 18 ante Ferrero e con idea appunto di nuovo statuto dei lavoratori che si estende insomma anche a lavoratori che sono occupati in azienda di sotto i 15 dipendenti e che possa valere anche per i lavoratori non con contratto a tempo indeterminato classico, definiamo così, il tema anche di precari, il tema dei vouchers, il tema di come estendiamo dei diritti ai lavoratori degli appalti che sono quelli di norma più sfruttati, dove i lavoratori migranti in modo particolare sono proprio considerati, nostro malgrado, carne da macello, insomma il modo con il quale si riducono in modo strutturale i costi di produzione, accanto ai quesiti, quelli sulla scuola per cambiare la cosiddetta legge sulla scuola, possono davvero rappresentare un terreno di unità, dicono tutti coloro i quali si battono per cambiare queste politiche e questa società, ma anche un'occasione straordinaria per assestare un colpo davvero il governo Renzi. Lui l'ha voluta politicizzare dicendo che se perde se ne va a casa, dubito che lo faccia, ma è un'occasione davvero importante per provarlo, insomma, a batterlo su quel terreno e se è possibile proprio a dargli una spinta ad accompagnarlo all'uscita. Grazie. Adesso proprio hai introdotto tu il tema dei referendum, darei la parola al compagno Carlo Salmaso che ci illustra il tema dei referendum sulla scuola, credo però che sono come dire una continuazione di una battaglia che è stata fatta importante a difesa della scuola pubblica che adesso cerchiamo di portare su questo tipo di terreno. Vi rubo 2 minuti iniziali prima di entrare nel merito nello specifico di quello che mi è stato assegnato, perché mi piacerebbe ricollegarmi ad alcune delle cose che tutti e 3 gli interventi a modo loro hanno sottolineato. La prima, quella di Paolo, è che quello di cui stiamo parlando questa sera, che sembra costituito da pezzi un po' slegati fra di loro, in realtà è tutto profondamente collegato dalla prima all'ultima parola. E quindi che se c'è una necessità di muoversi, questa necessità va sfruttata seguendo tutte le possibilità che si possono mettere in campo. Quindi ovviamente mi trovo pienamente d'accordo su tutto l'intervento legato alla Fornero che è stato fatto in precedenza. Mi trovo d'accordo con quello che ha detto poco prima di me il segretario della FIOM. Mi piace sottolineare 2 o 3 cose però che spesso, perlomeno in questa prima parte della serata, l'accento è stato posto sui lavoratori. Io penso che dovremmo spostarlo un pochino e dire lo poniamo sui cittadini. Perché? Perché c'è tutta una serie di persone che loro malgrado in questo momento non stanno lavorando. Vuoi perché magari sono giovani, penso agli studenti, vuoi perché magari per tutta la serie di problemi che entrambi avete in qualche modo creato, ci sono molte persone che in questo momento non riescono a lavorare perché non lo possono fare. Ciò non toglie che loro hanno tutta una serie di diritti. La parola diritti sociali con cui in qualche modo si è cercato di raggruppare tutto il percorso referendario serve anche per far capire questo, che certo il lavoro è un diritto, ma io come cittadino di diritti ne ho molti altri e noi siamo qua a cercare di far sì che oltre a mantenere saldi i diritti che abbiamo come lavoratori, ma anche che tutti gli altri diritti che a mio modo di vedere sono forse più importanti siano altrettanto salvaguardati. La seconda osservazione che faccio è questa.
sembrerebbe difficile parlare di referendum oggi, dopo che 2 giorni fa c'è stato il risultato che in qualche modo lui ha richiamato. A me però non spiace farlo, perché quel risultato, che se volete poteva anche essere abbastanza prevedibile, per come è stata condotta la campagna, per come hanno insabbiato volutamente tutti i tentativi di poter dialogare in pubblico con media conniventi con il Premier. Sostanzialmente non c'è stata quasi possibilità di farlo e un cittadino normale ha avuto poche possibilità di essere informato. Ciò non toglie che alla fine circa il 32% delle persone ha votato. Io lo guardo, sarà una deformazione professionale perché nella vita faccio insegnante di matematica, ma lo guardo anche e soprattutto da questo punto. 15 milioni di persone sono riusciti a esprimersi comunque. Di questi 15 milioni di persone ce ne sono state 13 e mezzo, che non solo si sono espresse, ma si sono espresse convintamente dicendo sì all'abrogazione di quello che il quesito sulle trivelle chiedeva. Io lo guardo statisticamente, il Premier che è su adesso, anche contando i voti che ha messo in campo alle elezioni europee, la percentuale più alta che ha ottenuto, quel 40,8% di cui continua ancora a gloriarsi e che evidentemente in questo momento io penserei decisamente ridimensionato, ma quel numero lì è più basso di 13 milioni di sì. Per cui, lasciatemelo dire col cuore, io ci vedo comunque una speranza nella votazione che è avvenuta la scorsa, perché ripeto, non era così scontato che i votanti fossero così tanti, ma soprattutto che quelli che esprimevano sì, se proprio vogliamo fare la contrapposizione fra chi è pro e chi è contro Renzi, ci dicono che i numeri ci sono per poter essere contro Renzi, ci sono per poter pensare anche a una campagna politica, anche partitica se volete, da spendere al prossimo giro di elezioni, cioè il substrato per poter dire ci sono persone di più di quelle che in qualche modo sostengono Premier Renzi, ce l'ha detto il risultato referendario di domenica scorsa. Noi dobbiamo tenerne conto, perché è a partire da quei numeri che nei prossimi 2 anni, io non suppongo che si arrivi a votare prima, che nei prossimi 2 anni la sinistra che è ancora sinistra, non quella falsa, deve muoversi e lavorare per arrivare a permettere, quando si arriverà a votare, di poter scegliere qualcosa di diverso di quello che abbiamo sopra la testa adesso. Il percorso referendario è solo un pezzetto di tutto questo, ma è un pezzo che insieme a tutte le altre cose che sono state richiamate qui questa sera deve diventare una specie di fronte comune da portare avanti compatti, sia quando parlo della Fornero, sia quando parlo dei quesiti, io a questo punto non li richiamo neanche, tanto li ha già tirati fuori lui sul Job Act, sia quando parlerò dei quesiti legati alla scuola, sia quando parlerò dei 2 nuovi quesiti ambientali che restano comunque legati al percorso referendario sociale. Di questi ultimi 6 io cerco di dire sinteticamente 2 parole. Parto dai 4 che riguardano la scuola. Uno pensa sono solo ed esclusivamente quesiti che riguardano il mondo della scuola. Non è così. Cerco di spiegarlo a partire almeno da uno di questi. Un quesito chiede l'abrogazione, ovviamente sarebbe stato bello chiedere l'abrogazione di tutta la legge 107, ma questo non era possibile, sostanzialmente si sarebbe finiti in un referendum che non sarebbe stato reputato ammissibile. Uno dei quesiti chiede che l'alternanza scuola-lavoro che è stata introdotta per gli studenti non venga tolta, nel senso che nessuno pensa che sia brutto che uno studente cominci a capire cosa significa andare a lavorare, ma venga tolta nella quantità massiccia che viene proposta, 400 ore per ogni studente negli istituti tecnici e professionali, 200 ore nei licei. Vi faccio solo un piccolo esempio per capire cosa vuol dire questo. Io lavoro in un istituto tecnico, il mio istituto tecnico ha circa 1200 studenti, divisi nei 5 anni di corso. Quelli che frequentano gli ultimi 3 anni di corso, diciamo che a Spagna sono circa 700. Ciascuno di questi dovrà, a partire da quest'anno, fare 133 ore di alternanza scuola-lavoro. 700 moltiplicato per 133 fa circa 100.000 ore di lavoro. 100.000 ore di lavoro che non verranno più svolte neanche dai lavoratori precari, perché a quel punto ci sarà manodopera fresca da sfruttare. Ripeto che questa è una scuola
Di scuole come queste, senza andare tanto lontano, se contiamo la provincia di Padova, ce ne sono 24. Certo, non tutte della stessa ampiezza, ma diciamo che non sono 100.000 e sono 50 o 60.000 ore di lavoro moltiplicate per 24, cominciano a essere milioni di ore di lavoro gratis per le industrie. Vogliamo dircelo questo? È sbagliato chiedere che quella norma venga tolta. Ripeto, è un quesito che riguarda la scuola perché è dentro la legge 107, ma è di sicuro un quesito che riguarda i lavoratori che in questo momento male magari lavorano in forma precaria con contratti atipici di tutti i tipi, magari soggetti alle nuove norme del Job Act, ma in qualche modo lavorano. Siamo sicuri che lavoreranno ancora? Cioè, se io azienda ho bisogno di personale intermittente, perché devo andare a assumere qualcuno? Ce l'ho lì fresco, la carne fresca me la darà la scuola e me la darà gratis. Quindi, a mio modo di vedere, chiedere la prorogazione di questa parte non è un problema solo della scuola, è un problema anche del mondo del lavoro, è un problema del cittadino qualsiasi, perché prima o poi, con figli o nipoti, avrà a che fare con problemi di questo tipo, con una pensione come quella che ci è stata ventilata, cioè se tutto va bene a 75 anni e col 30% di quello che era il mio stipendio medio. Questo è il futuro che noi stiamo cercando di garantire ai nostri figli. Questo quesito si allaccia ad altri tre che vengono proposti, due che riguardano i poteri che sono stati i sovrapoteri dati al dirigente scolastico, che si può scegliere il personale a prescindere dai risultati di graduatorie e concorsi effettuati. Ovviamente questo significa arrivare a una gestione, non dico mafiosa, ma quasi, nel senso che il dirigente scolastico sceglierà le persone a lui gradite. Di sicuro non sceglierà un insegnante sindacalizzato, perché quello gli darà fastidio, sceglierà la persona che gli dice sempre di sì, magari ti sposta a fare anche qualche ora in più gratis. Quella persona verrà scelta. Noi chiediamo che questa parte della legge venga smontata. Terzo quesito riguarda i finanziamenti che possono essere erogati sia alle scuole pubbliche che alle scuole private. Noi non chiediamo che vengano tolti. Chiediamo però che venga modificata la norma che fa sì che in questo momento un singolo fa un versamento e lo fa alla singola scuola. Cerco di tradurvelo nella nostra realtà locale, Padova. Questi versamenti chi potrebbe farlo? Non solo il privato cittadino, ma anche e soprattutto imprenditori e aziende. Sono stati leggermente limitati, non possono essere più di 100.000 euro all'anno per azienda alla singola scuola. Però vi propongo il panorama padovano. Esiste una grossa azienda di costruzioni, si chiama Mattioli. Per chi è pratico sa che costruisce quasi tutte le grosse strutture, Tribunale di Padova, Tribunale di Vicenza, la nuova rimessa dentro la questione di Padova, tutti appalti di grosso taglio. Non è una struttura privata a tutti gli effetti, nel senso che sopra ha una sovrastruttura, si chiama Compagnia delle Opere. Compagnia delle Opere vuol dire, detto brutalmente, chiesa. Non certo la chiesa tra virgolette buona, ma la chiesa affaristica. Comune di Padova, le scuole dell'infanzia sono per il 72% scuole confessionali, gestite da chi? Da un ente che si chiama IRPEA. Di chi è l'IRPEA? Della Compagnia delle Opere. Che cosa permette di fare attualmente la legge 107? Io, Mattioli, che però sono la Compagnia delle Opere mascherata, posso dare a ciascuna delle scuole che va sul Comune di Padova 100.000 euro a scuola, e quelle scuole magari le scelgo solo fra quelle confessionali che si chiamano IRPEA, che sono sempre mie. Non solo gli do 100.000, ma attualmente la legge prevede che di quei 100.000 lo Stato ne ridia al finanziatore 65.000. Che cosa significa? Che in questo modo io posso finanziare le singole scuole private sostanzialmente con un 65% che viene scaricato sulla fiscalità generale. Allora, noi chiediamo che tutto questo non avvenga più. Evidentemente ci sono regioni diverse in cui magari non c'è questa sovrapproduzione di scuole di un certo tipo, ma nel Veneto è inutile che facciamo finta di no.
è così e su Padova è così. Quindi per me chiedere l'abrogazione di quella norma significa anche evitare che qualcuno foraggi se stesso, oltretutto sulle spalle mie, che per motivi personali decido di non voler seguire quel filone di scuola. Però questo succede attualmente nella realtà, questo è per cosa succede. Due parole in breve sui referendum che invece sono legati alla parte ambientalistica. Uno riguarda gli inceneritori. Anche questo nel nostro piccolo noi lo viviamo. Abbiamo un inceneritore che ha avuto 3 incrementi di livello, con la promessa che man mano che si incrementava si sarebbero smantellati i livelli precedenti, tutti attualmente attivi. La norma cosa chiede? Primo, che le zone deputate a diventare nuovi inceneritori non vengano classificate come zone di salvaguardia nazionale. Detto brutalmente, che non succeda quello che è successo con la TAP, cioè qualcuno decide dove mettere l'inceneritore, se ne frega di quello che decide la popolazione locale, se ne frega di quello che può decidere il governo regionale, perché se non è in accordo con la decisione nazionale viene commissariato. Non solo, il territorio diventa praticamente territorio militare, per cui se qualcuno decide di protestare trova i militari a difendere il territorio. Ecco, si chiede che questo non avvenga. Sono già pronti 15 mega inceneritori a livello nazionale che dovrebbero funzionare in questa maniera. Soprattutto si chiede anche che quelli attualmente in funzione non venga, come è previsto dalla stessa norma, non accada che vengano tutti portati al massimo livello di possibilità di incenerimento, significa ovviamente più inquinamento, anche e soprattutto recependo rifiuti che provengono da altre regioni. Non è un caso che l'inceneritore di Padova abbia subito 3 ingrandimenti, non servivano a Padova, servivano per bruciare rifiuti che vengono da altre regioni. L'inceneritore è nato come qualcosa di comunale, è diventato qualcosa di misto, adesso è sostanzialmente quasi del tutto privato, cioè chi gestisce quell'inceneritore ci guadagna anche bruciando i rifiuti delle altre regioni, ma la parte di inquinamento ce la portiamo noi. Ecco, chiedere la possibilità di intervenire col quesito che è legato agli inceneritori significa cercare di fermare tutto questo. Sulle trivelle è solo un'estensione di quello che abbiamo votato domenica scorsa, oltre le 12 miglia, anche in terra e soprattutto col divieto di cominciare nuove prospezioni, nuove ispezioni, nuove possibilità di estrazione. Tenete presente che aver perso quello di domenica scorsa significa anche contemporaneamente avere già pronti nuovi 100 richieste di pozzi che questo quesito referendario cerca di fermare. Per chi ha seguito un minimo dibattito, tenete presente cosa significava quello di domenica scorsa. Non significava mandare a casa i lavoratori come ci è stato venduto. Significava cercare di impedire che se io sono la società privata che estrae, arrivati ai 50 milioni di tonnellate o 80 milioni di metri cubi, decidete voi l'unità di misura, non mi fermassi, perché se arrivo solo sotto di una unità rispetto a questi numeri, non pago neanche €1 di tasse allo Stato, che è quello che attualmente succede per tutte le trivellazioni che sono in atto, che mi venisse vietato di proseguire al debito di estrarre, ma che la concessione data avesse una cadenza temporale. Tutto questo noi l'abbiamo in qualche modo perso domenica scorsa. In parte rientra tutto nel nuovo quesito legato alle trivelle. Chiudo dicendo questo: sembrano anche questi che vi ho dato 3 aspetti slegati: scuola, trivelle, inceneritori. Pensateci bene, sono 3 cose diverse ma legate insieme dal fatto che si legano i diritti dei singoli cittadini, si lega il diritto a una uguaglianza dei cittadini anche di fronte a quelli che dovrebbero essere i diritti sociali a loro garantiti: l'istruzione, l'ambiente, la possibilità di avere, lui in qualche modo l'ha accennato, anche una visione diversa non solo di quella che può essere il mondo della scuola, ma di quella che può essere l'attività lavorativa, produttiva, che da qui in avanti il nostro Paese dovrebbe cominciare a pensare di sostenere. Ci sono alcune indicazioni che in questo senso sono positive
per chi legge i giornali o per chi non segue le TV di Stato. Siamo stati classificati come il paese che produce maggiori energie rinnovabili nell'ultimo anno. Non è una cosa da poco, non siamo un paese particolarmente grande come dimensione. Eppure questo è successo. Significa che se si vuole, si può. Seconda cosa, quei dati statistici che hanno citato loro funzionano perché l'Istat è un istituto che fa bene il suo lavoro. Attenzione che la settimana scorsa il capo dell'Istat è stato tolto via dai piedi e sostituito da una persona di comodo. Attenzione ai prossimi risultati Istat che avremo. Insomma, è con queste cose che noi combattiamo, anche queste che sembrano lontane 1000 miglia, sono tutte manipolazioni che il potere fa sui nostri diritti. E cazzo, dobbiamo cacciargliene il culo, scusate il termine. È un pacchetto grosso, ma cerchiamo di resistere fino alla fine. Io cercherò di essere molto breve questa ora, siamo tutti stanchi, quindi cercherò di Registrare concentrare alcune di una giornata di le considerazioni che vorrei fare. Diciamo che Microfono. gli interventi che mi hanno preceduto si sente? Gli interventi che mi hanno preceduto hanno posto sul tappeto evidentemente un tema che è quello del referendum che ci sarà ad ottobre, che è un referendum che è stato definito un referendum confermativo, che in realtà la Costituzione struttura come un referendum che è di opposizione all'entrata in vigore della riforma costituzionale. Voi sapete che la riforma costituzionale del governo Renzi, perché è una riforma proposta dal governo, nasce come disegno di legge governativo, è una riforma che è stata approvata in seconda lettura dai due rami del Parlamento, non ha raggiunto la maggioranza di 2/3 che è richiesta perché il Presidente della Repubblica la promulghi immediatamente e quindi è soggetta a un referendum che può essere chiesto al fine di bloccare la promulgazione della legge di riforma. Quindi il referendum nasce come un referendum oppositivo. Renzi ha ben pensato di collegare quel referendum alla sua permanenza in carica, quindi ha fatto della riforma della Costituzione un fatto politico nel senso più basso del termine, nel senso che ha escluso ogni possibilità di ragionamento e di dibattito, perché in fondo ciò su cui si voterà, questo è l'atteggiamento che ha assunto il governo, sarà una sorta di voto di fiducia sul governo e non più un voto sui contenuti. Mi sembra che un governo che ragiona a suon di tweet non abbia tanta voglia di ragionare sul merito delle questioni. Il tema della riforma costituzionale può essere affrontato da tante angolature. Una angolatura, secondo me, che viene anche da quello che è stato detto questa sera, viene dall'importanza che viene attribuita dalla Costituzione al lavoro. L'intervento che mi ha preceduto ha voluto sottolineare passiamo dai lavoratori ai cittadini. Io invece provo a dire passiamo dai cittadini ai lavoratori, perché mi sembra che, siccome ogni riforma, ogni modifica della Costituzione, per essere legittima, è ovvio che dentro il referendum non entrano considerazioni soltanto di legittimità, cioè io posso votare contro a questa riforma perché politicamente non trovo accettabile il tipo di disegno politico che vuole attuare. Però una delle ragioni che può entrare dentro il referendum è anche l'idea che questa riforma non sia legittima. E su che cosa si misura la legittimità di una revisione costituzionale? È chiaro che non la posso misurare su tutte le norme della Costituzione, perché l'obiettivo di una riforma è modificare la Costituzione, però ci sono certe norme della Costituzione contro le quali una riforma non può andare. E se ci pensate, c'è una ragione abbastanza logica che sostiene questa conclusione, cioè che una modifica della Costituzione è una modifica, non è una rivoluzione, non è possibile sovvertirla. Quindi esistono dei principi di fondo che sono intangibili e non possono essere toccati, e uno potrebbe dire che questi principi di fondo sono quelli che si trovano dentro alla parte che precede la prima parte, quindi i primi 12 articoli che la stessa Costituzione definisce principi fondamentali. Io penso che un principio fondamentale che dovrebbe ostare alla revisione proposta dal governo Renzi sia il principio secondo il quale deve essere promossa la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione
politica del Paese, ed è un principio che troviamo scritto nel secondo comma dell'articolo 3. Mi sembra che questa riforma, consacrando una tendenza che a livello legislativo si è ormai affermata, introduca un ostacolo alla partecipazione effettiva dei lavoratori al governo del Paese. Allora, il punto, credo, di partenza, per cercare di dimostrare brevemente questa tesi, è che la nostra Costituzione, che introduce un progetto politico vincolante, perché appunto è espresso in forma costituzionale, parte con un'affermazione molto forte, cioè definisce l'Italia come una repubblica democratica che è fondata sul lavoro. Quindi è chiaro che la premessa di tutta l'argomentazione costituzionale è il fondamento che è dato dal lavoro. Uno potrebbe chiedersi quindi qual è il senso di questa proclamazione costituzionale e qual è quindi il senso di fondare l'intero edificio della Repubblica sul lavoro, al di là del fatto che già dal primo comma dell'articolo 1 emerge la centralità del lavoro nell'intero sistema. Allora, la prima norma costituzionale, il primo principio fondamentale della Costituzione che si occupa del lavoro è l'articolo 4. L'articolo 4 ci dice al primo comma che è diritto di tutti svolgere un'attività lavorativa secondo le proprie capacità e secondo le proprie inclinazioni, e impone alla Repubblica di stabilire le condizioni che rendano effettivo questo diritto di ciascuno. Ma poi al secondo comma dice una cosa che mi interessa ai fini del ragionamento che cercherei di fare, e cioè dice che è dovere di ciascuno svolgere un lavoro, ossia concorrere attraverso la propria funzione o attraverso la propria attività al progresso materiale e spirituale della Repubblica. È una nozione ampia di lavoro. Io credo che dentro al secondo comma dell'articolo 4 stia l'esercizio delle funzioni pubbliche e stia l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, quindi non soltanto l'attività del lavoratore subordinato, ma che ci stia anche l'attività di impresa. Il dato però che è rilevante dentro l'articolo 4, nella sua connessione con l'articolo 1, è che il fattore che la Costituzione assume a riferimento non è il fatto che uno disponga dei mezzi di produzione, che uno disponga del capitale o che uno disponga del capitale finanziario. Quello che conta, nella logica dell'articolo 4 e dell'articolo 1, è l'attività che concorre al progresso, quindi la logica è progressista, al progresso della società. E quindi se noi proiettiamo questo significato dell'articolo 4 nell'articolo 1, potremmo tradurre l'articolo 1 dicendo che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul concorso di tutti al suo progresso materiale e spirituale. Il senso di questa proclamazione quindi credo che sia l'eguaglianza, cioè nel lavoro tutti possiamo essere uguali, nell'attività che svolgiamo per il progresso della società siamo tutti uguali, perché non conta il fatto di avere il mezzo di produzione, non conta il fatto di avere il capitale, conta il fatto di poter concorrere al benessere collettivo. Se questa logica egualitaria informa l'articolo 1, capiamo anche il significato delle altre due parole che ci stanno dentro. L'Italia è una repubblica, quindi è una cosa di tutti, non è di chi ha i soldi, non è di chi ha i mezzi di produzione, non è di chi ha il capitale, è di tutti perché è una cosa di tutti, ed è una democrazia. Dal punto di vista politico, cioè tutti, e quindi ciascuno, è titolare di un pezzettino di quella sovranità che in base al secondo comma appartiene al popolo, quindi non appartiene a qualcuno, appartiene come frammento a tutti. Questa logica egualitaria che informa l'articolo 1 si ripercuote sulla lettura dell'articolo della Costituzione del principio fondamentale che si occupa proprio dell'eguaglianza, che è l'articolo 3. L'articolo 3 ci dice una cosa che, al primo comma, una cosa che nasce dal pensiero liberale, cioè ci dice che sono vietate le discriminazioni, l'eguaglianza formale, cioè tutti siamo uguali davanti alla legge, che banalizzato significa che la legge non può discriminare le persone. Però c'è un secondo comma. Questo secondo comma parla dell'eguaglianza sostanziale e ci dice che la Repubblica ha un dovere, un compito, che è quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, la parola che uso adesso è cittadini, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Una possibile chiave di lettura del secondo comma dell'articolo 3 è che abbia inteso tirar fuori dalla categoria cittadini la categoria lavoratori. Visto cioè che il senso dell'articolo è di rimuovere l'ostacolo di fatto che impedisce alla categoria più debole di partecipare politicamente, economicamente e socialmente,
E visto che utilizza l'espressione i lavoratori dopo aver utilizzato l'espressione i cittadini, poteva benissimo dire tutti senza mettere i lavoratori, invece ha voluto precisare che i tutti che devono poter partecipare sono i lavoratori. Quindi forse il senso del secondo comma dell'articolo 3 è di dare un input, che è quello di costruire un sistema istituzionale nel quale i lavoratori devono essere rappresentati. Quindi che cosa introduce in più questo principio supremo, questo principio fondamentale rispetto ad una democrazia liberale, qual è quella che troviamo nei paesi occidentali? Beh, introduce il fatto che c'è un vincolo in base al quale i lavoratori, i soggetti che sono rappresentativi degli interessi dei lavoratori devono essere seduti nel Parlamento. Questo secondo me si ricava da un'interpretazione piana del secondo comma dell'articolo 3. E quindi la domanda successiva è se una riforma costituzionale che vada a razionalizzare costituzionalmente un sistema legislativo che già impedisce di fatto alle rappresentanze dei lavoratori di stare in Parlamento sia un sistema che opera una rivoluzione rispetto al sistema costituzionale o stia dentro ad un concetto di modifica. A mio avviso siamo al di fuori del concetto di modifica. Ora, nell'ambito di una democrazia liberale abbiamo alcuni principi cardine che sono sicuramente il suffragio universale, cioè in democrazia tutti devono poter votare. Al principio del suffragio universale si collega l'eguaglianza del voto in entrata, cioè non esiste il voto plurimo, i voti che vengono dati devono avere lo stesso peso. La Corte Costituzionale, per salvare i correttivi ai sistemi elettorali, ci ha detto che l'eguaglianza del voto in uscita può essere alterata. Il premio di maggioranza altera ovviamente il peso del voto in uscita. Però la Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2014, annullando il Porcellum, però se l'ha annullato vuol dire che l'avevano fatto e vuol dire che è stato operante dal 2005 in poi, ci ha detto che le alterazioni dell'eguaglianza del voto in uscita non devono essere così radicali da incidere sull'eguaglianza del voto in entrata, perché un'alterazione così consistente, qual era quella che derivava da quel premio di maggioranza, rendeva diseguali i voti in entrata. In quel cartello che c'è all'ingresso è spiegato esattamente questo, molto correttamente. E il terzo punto è che la democrazia deve essere una democrazia governante, quindi non è che si è liberi nel giorno in cui si vota e poi per 5 anni uno è stato votato, fa quello che gli pare fino alle elezioni dopo. No, la logica di una democrazia governante è che esistano dei partiti che fanno da cinghia di trasmissione tra la società e il Parlamento, che mantengono adeguata la rappresentanza alle istanze che vengono dal sovrano, cioè dal popolo, e che esistano delle libertà garantite, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di parola e di pensiero, che siano magari ascoltate da chi esercita la funzione pubblica perché è investito del potere politico. Però se da questo tipo di democrazia passiamo a una democrazia che ha un aspetto sociale, qualcosa a questo dobbiamo aggiungere, perché deve essere garantita, a mio avviso, per l'articolo 3,2 anche la piena rappresentatività dell'organo. Quindi dentro all'organo che esercita la funzione politica e per eccellenza è il Parlamento, ci deve stare la rappresentanza dei lavoratori, che sono i soggetti a cui è intestato l'articolo 3,2, anche per difendere, da quello che veniva detto poco prima, cioè dalle pressioni delle lobby, perché un organo poco rappresentativo può essere eterodiretto. È molto facile che organizzazioni private, che ovviamente sono antidemocratiche perché non si manifestano, possano incidere sul modo di operare del governo e delle istituzioni rappresentative, proprio in ragione di questa scarsa rappresentatività, e quindi eterodirigere l'esercizio della funzione pubblica. La riforma Renzi va esattamente in questa direzione, va nella direzione di ridurre gli spazi rappresentativi e, combinata con l'Italicum, di subordinare addirittura il Parlamento all'uno, che è il capo del governo. Come lo fa? Cerco di essere breve perché non voglio fermarmi in tecnicismi. Innanzitutto lo fa espungendo il voto rispetto al Senato. Chi elegge questo Senato? Questo Senato è eletto dai consigli regionali, e questo è l'elettorato attivo, ma è eletto anche tra i consiglieri regionali e tra i sindaci. Ora, io mi chiedo, con il tipo di sistema elettorale che hanno adottato praticamente tutte le regioni italiane e con il tipo di sistema elettorale che vale per i sindaci, che tipo di rappresentanza al Senato potranno avere i partiti dei lavoratori?
Forse, non so, nelle regioni che hanno un ampio numero di senatori, grazie al metodo proporzionale ci potrà essere un rappresentante, ma su collegi regionali che eleggono 5 senatori, spiegatevi che tipo di rappresentanza tra quei soggetti potrà avere il Partito dei Lavoratori al Senato. Uno potrebbe obiettare, sì, ma il Senato in fondo una Camera che ha pochi poteri, a parte che è un argomento evidentemente capzioso, perché resta un organo che è al vertice dello Stato e si affianca alla Camera dei Deputati nell'esercizio di funzioni quale la revisione costituzionale. E credo che sia una funzione politica di altissimo livello la revisione costituzionale. Allora, noi abbiamo un Senato composto di 100 componenti, di cui 95 elettivi e 5 nominati, 5 senatori a vita. Di questi 95 credo che la rappresentanza del Partito dei Lavoratori sarà pari a 0, e questo organo concorre alla modifica della Costituzione, concorre alla nomina dei giudici costituzionali, perché ne nomina 2, e a questo punto non saprò più i giuristi di area di sinistra della Corte da chi saranno, visto come viene composta la Camera, come ci arriveranno in Corte, che elegge e concorre all'elezione del Presidente della Repubblica e che esercita una serie di funzioni legislative in relazione a materie di particolare importanza, che possono riguardare anche il profilo di natura finanziaria, insieme alla Camera dei Deputati. Quindi il primo punto è che viene completamente espunta la rappresentanza dei lavoratori dal Senato. Passiamo alla Camera dei Deputati, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma l'organo politico, cioè quello che dà la fiducia al governo, è un organo che resta rappresentativo. Allora vediamo come funziona questo organo. Questo organo è un organo che funziona, viene costituito sulla base di una legge elettorale, l'Italicum, che è strutturata in modo tale da introdurre un sistema che per certi aspetti è peggiore rispetto a quello che era introdotto dal Porcellum, perché il Porcellum quantomeno operava con un premio di maggioranza dato a coalizioni. Qui abbiamo un premio di maggioranza dato alle liste, il che vuol dire che il PD correrà da solo, che la destra correrà da sola, e quindi non ci sarà l'interesse a coalizzarsi con forze che possano ampliare la base rappresentativa. E perché non c'è questo interesse? Perché è stato introdotto il doppio turno. Quindi è sufficiente che una forza nel primo turno riesca ad accedere al ballottaggio per poi andarsela a giocare in ballottaggio e prendersi il premio di maggioranza senza soglie. Quindi il risultato che si avrà sarà che una lista sicuramente minoritaria del paese otterrà un premio di maggioranza che la porterà al 54% senza alcuna soglia, al raggiungimento della quale è subordinato lo scattare del premio di maggioranza. Qual è l'effetto pratico? L'effetto pratico è che tu avrai un Parlamento in cui c'è una forza che ha il 54%, in cui le altre forze sostanzialmente non avranno più voci in capitolo, in cui anche se tu mi abbassi la soglia di sbarramento perché lo metti al 3% sulle altre liste, anche se entra un partito dei lavoratori, ci entra con una percentuale talmente bassa che in realtà non ha alcun peso perché non è in condizione di interloquire con la forza di maggioranza, in cui di fatto viene reso fortissimo il ruolo del governo e del Presidente del Consiglio. Tenete conto che a questo ruolo fortissimo del Presidente del Consiglio si aggiunge il fatto che per la prima volta dall'epoca del fascismo, dalle leggi fascistissime, vengono introdotti in Costituzione poteri diretti del governo di incidere sugli ordini del giorno della Camera. Perché il governo, grazie alla riforma, se passerà, avrà il potere di dire che un dato disegno di legge è per lui prioritario e imporre quindi alla Camera di farlo passare avanti ad altri disegni di legge e di approvarlo entro un dato termine. Quindi il sistema del decreto legge è stato razionalizzato nel senso che siccome non si possono più fare i decreti legge a catena come li facevano una volta, adesso rafforzano l'iniziativa legislativa permettendo al governo, che ha già una maggioranza fortissima alla Camera, di dettare anche l'ordine del giorno dell'Assemblea, il che significa che un organo costituzionale autonomo viene subordinato di fatto all'esecutivo. Quindi credo che tra le varie ragioni che ci impongono di dire no ad una riforma di questo tipo, per il modo in cui è stata approvata, perché si dovrebbe discutere del modo in cui è stata approvata, per la sua provenienza dal governo anziché dalle forze parlamentari e per i suoi contenuti specifici, vi è probabilmente anche questo aspetto, e cioè il fatto che col passaggio di questa riforma riusciranno a tagliarci fuori del tutto e definitivamente dalle sedi nelle quali si approvano le leggi. Io concludo.
Grazie. Vista anche allora sarò molto breve, magari parto dalla coda per poi riuscire a vedere se riesco a spiegarvi in breve cos'è questo trattato, questo partenariato transatlantico. La coda è che in Europa e in Italia ci si sta mobilitando e sempre più persone stanno prendendo coscienza che sta succedendo qualcosa di molto grosso, di molto serio a livello di trattati economici, che andrà probabilmente a cambiare in maniera molto radicale quello che è il sistema di vita e quelle che sono le condizioni di vita e di lavoro di noi tutti. E questo trattato, ci sarà una manifestazione a Roma il 7 maggio, ce n'è stata una a Berlino di 250.000 persone nel novembre dell'anno scorso, sempre nello stesso periodo 3.500.000 firme di cittadini europei sono stati portati alla Commissione per chiedere lo stop di questo negoziato e nonostante tutto questo la trattativa continua in toni più o meno segreti ad andare avanti. Come nasce questa trattativa? Cos'è? E dove vuole andare a parare, quali sono i soggetti interessati e le ricadute che avrà su di noi. Cercherò brevemente di spiegare questi 2 o 3 passaggi. Allora, nel 2013 inizia, grazie al Trattato di Lisbona, che dà un po' la sponda perché la Commissione europea possa creare una commissione che si occupi di definire dei trattati a livello economico senza passare direttamente magari attraverso anche il Parlamento o attraverso altri organismi comunitari. E badate bene che questo è un po' una novità a livello europeo, quella che il Trattato di Lisbona sancisce, perché mette un po' fuori da quelle che sono le competenze del Parlamento dell'Unione, mette un po' fuori quelli che sono degli aspetti economici. La trattativa inizia in maniera segreta, nessuno ne sa niente per un po', poi ci sono delle fughe di notizie e si comincia un po' a parlare e qualcuno comincia a informarsi, a intervenire e si comincia a cogliere che sta succedendo qualcosa di molto grave e di molto serio. Le prime notizie che si hanno sono nel 2014, nel 2015. Nel 2015 ci si inizia a mobilitare e si inizia ad osservare in maniera più attenta i vari round di trattative che si susseguono, di cosa stanno parlando e cosa vanno definendo. E ci si accorge che vengono investiti il pilastro di questa trattativa è quello di liberalizzare i commerci e gli investimenti fra le 2 sponde dell'Atlantico. Cosa significa liberalizzare i commerci e gli investimenti? Significa dare libera circolazione e liberare dai dazi la circolazione delle merci e dare la possibilità di investimento dei capitali tra le 2 sponde dell'Atlantico. Bene, detta così può sembrare anche una cosa che potrebbe sfociare in un ulteriore sviluppo economico, soprattutto in un momento di crisi come quella che a livello globale si sta attraversando e che l'Europa e gli Stati Uniti stanno passando in questo momento. Però in realtà questo tipo di liberalizzazione va a mettere in discussione quelli che sono dei sistemi di tutela, di valori, dei sistemi di relazioni, di diritti che sono ben diversi fra le 2 sponde dell'Atlantico. L'unificazione che si vuole fare è un'unificazione sul livello più basso, il livello più basso è quello dove ci sono meno diritti, è quello che è più favorevole ai profitti e più favorevole alle grosse imprese e soprattutto alle multinazionali. In sostanza, si tratta di levare delle barriere che non sono solo delle barriere tariffarie, ma sono anche delle barriere cosiddette non tariffarie e sono quelle che sono le misure di tutela o le misure comunque di garanzia che
nell'Unione Europea sono assai maggiori rispetto a quelle che si trovano negli Stati Uniti. Facciamo degli esempi per capirci meglio. Allora, i settori investiti da questo trattato riguardano praticamente l'agricoltura, i servizi, i beni comuni, la scuola e il lavoro e i diritti del lavoro. Abbracciano praticamente tutti quelli che sono i settori sociali, i settori economici e sociali anche del nostro paese. Cominciamo dall'agricoltura. Per fare un esempio molto pratico, in agricoltura negli Stati Uniti si alleva e si produce in maniera molto diversa da come succede nella comunità europea. Voi sapete benissimo che in Europa da più di 30 anni è abolito, non si possono allevare gli animali con gli ormoni, non si possono allevare i polli, non possono essere trattati con la clorina, ci sono delle regole, capito, a livello di salute e di sistemi di produzione del cibo che sono di maggior tutela in Europa rispetto a quello che invece è ammesso negli Stati Uniti. Nel caso queste barriere venissero rispetto ai casi citati, nel caso le barriere venissero meno, ci sarà la possibilità, la possibilità di una libera circolazione delle merci tra le due sponde dell'Atlantico. Succederà che l'Europa sarà invasa da prodotti di questo genere e le misure di tutela che oggi ci sono della salute pubblica in Europa verrebbero meno. E questo è uno degli aspetti. Inoltre, legati sempre all'agricoltura, ci sono altri aspetti che sono non meno importanti, come per esempio l'uso dei contenuti dei pesticidi all'interno dei cibi, che sono molto più alti, sono ammessi in maniera molto più alta negli Stati Uniti rispetto all'Europa, oppure gli OGM, di cui magari abbiamo sentito parlare un po' tutti e sui quali anche noi da anni stiamo conducendo una battaglia abbastanza importante, capito? Da un lato siamo riusciti a fare sì che il nostro paese, assieme ad altri 18 paesi europei, vieti la coltivazione degli OGM, cioè dei semi trasgenici. Dall'altro lato, capito? Nonostante noi adesso siamo riusciti a ottenere questo risultato importante, nel momento in cui questo trattato andasse in porto, capito? Questa conquista che è stata ottenuta andrebbe vanificata e si tornerà, capito, a una circolazione. Tra l'altro gli alimenti trasgenici sono vietati in Europa, nonostante ci sia tutto un problema legato agli allevamenti e che i semi vengano usati per l'allevamento degli animali, però la presenza diretta negli alimenti del transgenico in Europa è vietata, cosa che invece negli Stati Uniti è ammessa. E nel caso, sempre che il trattato andasse a definizione, è chiaro che noi dovremmo accettare anche una presenza, capito, sui banchi dei supermercati e dentro la distribuzione del cibo nel nostro paese anche di questi alimenti. Questo trattato avrà un valore vincolante, chiaramente, avrà un valore vincolante che andrà un po' a mettere in discussione anche quella che è la sovranità dei singoli paesi, per cui nel momento in cui un paese decidesse che per motivi di salute pubblica di vietare l'importazione di determinati alimenti, o decidesse, perché poi riguarda anche il settore sanitario, perché come dicevo prima i settori che sono investiti dal trattato sono praticamente tutti, ma non sono solo i settori merceologici, ma sono anche la possibilità da parte degli investitori di intervenire sulle economie dei paesi e di poter entrare anche dentro quei beni che oggi sono definiti beni comuni. Facciamo un esempio molto, molto concreto:
il discorso dell'acqua, il referendum sull'acqua che noi abbiamo vinto e sul quale ci stiamo ancora battendo perché vada applicato, e anche questo, l'acqua come bene comune, l'acqua come bene pubblico potrebbe essere attaccata, perché la gestione di questo servizio potrebbe essere presa nelle mani di un investitore anche straniero, perché a quel punto lì gli investimenti, la libertà degli investimenti permette a qualsiasi tipo a qualsiasi investitore, a qualsiasi che voglia investire dentro anche i settori di beni pubblici, dei servizi pubblici, della scuola, può farlo. E questa è un po', se vi ricordate, era una delle cose che non era riuscita a passare quando 20 anni fa, quando ci avevano provato con l'accordo multilaterale sugli investimenti legato che era uno dei pilastri sui quali si era costituito il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'Organizzazione Mondiale del Commercio in realtà tutta una serie di operazioni che aveva tentato di fare, tra le quali questa, non era riuscita a portarla a definizione, perché proprio c'era stato un po' una serie di movimenti a livello sociale che si erano opposti, ma c'era stata anche l'opposizione di diversi paesi perché vedevano in questo un'ingerenza, capito? E una perdita della propria sovranità. E quello che non era riuscito a passare allora, adesso, capito, viene fatto passare attraverso questi accordi per area geografica, perché non è solo questo del trattato del partenariato transatlantico che si sta definendo, ma ce n'è uno anche che riguarda l'area del Pacifico, che anche quello sta andando a definizione, capito? E che ha più o meno gli stessi presupposti che vi dicevo prima, che sono quelli che stanno cercando di definire dentro queste stanze un po' segrete, capito? E che porteranno comunque a degli interventi pesanti su quelli che sono, capito, le condizioni di vita e di lavoro di noi tutti. Rispetto al mondo del lavoro, scusate se sono un po', ma è che le argomentazioni sono tante e complesse, forse ci vorrebbe molto più tempo anche per spiegare ogni singolo settore come è investito come andrà a finire se il trattato va in porto e quali ricadute avrà sulla vita di noi tutti e sui vari settori. Nel mondo del lavoro perché è importante dire no a questo trattato? Perché qualora venissero applicate le regole che oggi ci sono negli Stati Uniti, quelli che sono anche i diritti che siamo riusciti a mantenere, quei pochi diritti che siamo riusciti ancora a mantenere rispetto al lavoro, al mondo del lavoro, ai diritti dei lavoratori, anche quelli verrebbero compromessi, perché anche in quel caso ci sarà un allineamento a quello che è lo standard dei diritti tra virgolette, dei lavoratori che c'è negli Stati Uniti. Purtroppo negli Stati Uniti l'applicazione di quella che è la convenzione dell'Associazione Internazionale del Lavoro, gli Stati Uniti applicano le convenzioni di questa organizzazione internazionale solo per il 10%, cosa che invece per l'Europa decisamente siamo molto più in alto. Ecco che su una situazione del genere è chiaro che tutte le battaglie che noi anche andiamo a fare verrebbero, anche adesso che ci stiamo impegnando giustamente per un discorso sui referendum sociali, sul discorso di riprendere in mano anche tutta una serie di diritti che sono stati messi in discussione nel corso degli ultimi anni. Rischieremo, capito, di fare una battaglia che nel momento in cui anche la vincessimo ci troveremo poi a fare i conti con l'impossibilità di applicare i risultati di queste conquiste. La cosa, capito, è grave perché voi direte ma ci potrebbe essere un'opposizione da parte dei singoli paesi, però questo non è possibile. Perché nel momento in cui il trattato va a definizione, chi
le imprese, soprattutto le imprese delle multinazionali, che poi saranno i grossi gruppi finanziari, i grossi gruppi economici, qualora investano in un paese e vedano che in quel paese vengono lesi i loro interessi, possono ricorrere, capito, a un tribunale per chiedere dei risarcimenti. Ma questo tribunale non è un tribunale fra stati, questo tribunale è una forma di arbitrato di forma privata, dove sono uno a uno, però c'è un arbitro, l'arbitro che dovrebbe essere neutrale invece risulta non essere poi molto neutrale, ma risulta essere più è un arbitro, è un arbitrato di forma privatistica. Ecco allora che qualora i paesi che volessero adottare delle misure di tutela per la sicurezza ambientale, per il diritto del lavoro, per la salute pubblica, per qualsiasi buona ragione che intendessero adottarle per la difesa dei propri cittadini, del territorio e quant'altro, nel momento in cui lo facessero e si mettessero contro questo tipo di interessi, verrebbero citati in giudizio, verrebbero portati in tribunale e dovrebbero pagare dei risarcimenti molto pesanti. Guardate bene che questa roba qua in altri accordi commerciali che girano per il mondo sono già successe e stanno succedendo. Facciamo un piccolo esempio con quello di cui si parla molto in questo ultimo periodo, con l'Egitto. L'Egitto cosa fa? Quando c'è stata la famosa primavera araba, eccetera, c'è stato un aumento, capito, del salario minimo da parte del governo, capito, ha aumentato il salario minimo. Un'impresa, la Veolia, un'impresa straniera che aveva, capito, degli interessi in quel paese, ha citato in giudizio il governo dell'Egitto, in quanto in questo aumento vedeva la lesione dei suoi interessi. E il contenzioso, capito? Chi l'ha vinto? L'ha vinto l'impresa, perché dentro le clausole contrattuali era previsto che nel momento in cui un'impresa vedeva lesi i propri interessi poteva ricorrere all'arbitrato internazionale e l'arbitrato internazionale controlla se si è rispettato o non è rispettato le clausole del contratto. Quando si fanno i contratti, nel momento in cui si recede o si va contro le clausole contrattuali, si pagano le penali. Questo vale comunemente per qualsiasi tipo di attività privata. In questo caso vale anche per attività pubbliche, per attività di interesse pubblico e per attività di tutela della salute pubblica. Anche qualora fosse compromessa la salute pubblica, anche in quel caso, capito, noi ci troveremo a dover pagare, capito, delle penali per i mancati guadagni dell'impresa che ha investito, per esempio, nel nostro paese. E questo, se ci pensate bene, è una cosa di una gravità e di un'eccezionalità incredibile. Era quello che non era riuscito a passare 20 anni fa. Adesso, capito, in questo modo noi corriamo il rischio di trovarcelo, capito, e di doverne pagare pesantemente gli effetti. Per chiudere, la questione, capito, dell'opposizione al trattato è così grave, capito, è così necessario, capito, che tutta l'Europa si mobiliti su questo, perché è decisamente, capito, un peggioramento complessivo di tutte quelle che sono le condizioni sociali, economiche e del lavoro e dei beni comuni che oggi, capito, ancora, nonostante tutte i limiti, capito, nonostante tutte le difficoltà che ancora ci sono nel nostro paese e nel resto della comunità europea. Per questo è necessario che ci impegniamo, per questo c'è questa mobilitazione che viene proposta, per questo sono mesi che noi cerchiamo di essere presenti e di informare i cittadini, i lavoratori, eccetera. Però, come dicevo prima, la cosa importante è che siccome ogni settore viene investito da questo problema, in ogni settore si deve intervenire per chiarire quello che sta succedendo.
Non possiamo permettere, capito, che questa cosa prenderla, capito, come un aspetto secondario, ma questo è proprio il contenitore anche di tutte quelle che sono le battaglie che noi stiamo tentando di fare e stiamo tentando di portare avanti. La difesa dei diritti, il ripristino di diritti che sono stati lesi, che sono stati tolti, passa, capito, solo se riusciamo a bloccare questo tipo di trattato. E con questo, capito, io vi invito, capito, se potete, a partecipare alla manifestazione il 7 maggio, vi invito anche a partecipare, se volete ulteriori approfondimenti, alla presentazione del libro che è stato che trovate là anche là in fondo, se volete acquistarlo, però se volete verrà presentato presso Altra Agricoltura il 27 aprile alle 8:30 di sera. Se volete venire in Corso Australia ci saranno gli autori e ci sarà un dibattito che approfondirà ulteriormente quelle poche cose che io in maniera anche un po' confusa magari ho cercato di dirvi per introdurvi l'argomento. Grazie. Grazie Orlando, do la parola alla compagna per le conclusioni che saranno brevissime. Dico, Là c'è il libro sul TTIP, se qualcuno è interessato, scritto anche Paolo o la Fazzoni, prego. 3 cose da 1 minuto l'uno. Allora, io penso che stasera abbiamo parlato di tante cose anche in dettaglio, le pensioni, il referendum, il TTIP. Tutte le cose di cui abbiamo parlato stasera sono legate da un filo rosso. Questo filo rosso è il fatto che nella nostra società, ma non soltanto in Italia, su scala europea e globale, è in campo un'offensiva senza precedenti che è l'offensiva delle politiche neoliberiste. Le politiche neoliberiste hanno 2 punti, cioè il tentativo di ridurre a merce tutto ciò che nel dopoguerra era stato conquistato come diritto, fosse il diritto del lavoro, fossero i diritti sociali, e che erano diritti garantiti dalla responsabilità pubblica dello Stato. Tutto questo si vuole in qualche modo mercificare, fare in modo che sia terreno di accumulazione del capitale finanziario. Questo è il primo punto. Per fare questo il neoliberismo sta portando avanti anche un attacco senza precedenti ai livelli di democrazia che avevano caratterizzato le nostre società. JP Morgan, che è una banca d'affari statunitense, nel 2013 l'ha scritto a chiare lettere, ha scritto le costituzioni dei paesi periferici dell'Europa sono un problema perché incorporano la tutela costituzionale dei diritti dei lavoratori. Questo era uno scandalo, perché consentono di protestare se sono proposte modifiche sgradite dello status quo, perché prevedono esecutivi limitati dalle Costituzioni e dai Parlamenti. Allora l'offensiva è perché la società venga riconsegnata al potere predominante del mercato, delle grandi corporation. Quello che veniva detto sul TTIP è di una straordinaria gravità, che una corporation, una grande multinazionale possa citare uno Stato in giudizio perché con la tutela dei diritti del lavoro e dell'ambiente compromette il primato degli investimenti, cioè compromette il fatto che il fare profitto diventi criterio sovraordinante di tutta la società, ci dice il punto a cui si sta arrivando. Allora io credo che le lotte che sono in campo, le mobilitazioni per il contratto dei metalmeccanici, la stagione referendaria, il TTIP moltissimo la stagione referendaria, sono la possibilità di rispondere a questa offensiva che è un'offensiva che ha un carattere costituente, perché se passa alla fine le nostre società sono completamente diverse da come l'abbiamo conosciuta. Sono società in cui vige soltanto la legge della giungla, del più forte, no? Il primato dei profitti soprattutto. Sono l'occasione per opporre al potere distruttivo del neoliberismo una sorta di costruzione di una contropiattaforma,
una costituente popolare per l'alternativa. Per questo ha una straordinaria importanza, e la stagione referendaria, con l'intreccio del tema della scuola, del lavoro, della Costituzione, dell'ambiente, sono importantissimi per questo motivo, perché è l'opposizione a quel disegno regressivo. La seconda cosa, questa stagione referendaria, rispetto a cui io ho lo stesso ottimismo del compagno della scuola, ci dà la possibilità di rimettere insieme le persone, perché in questi anni hanno vinto anche perché ognuno è stato ridotto nel suo pezzettino specifico. Qualcuno si occupa di vertenze ambientali, altri di vertenze sul lavoro, e non si riescono a riconnettere insieme i temi e i soggetti. Allora la campagna referendaria è una straordinaria, la mobilitazione sul TTP, quello che si sta rimuovendo, è un'occasione straordinaria perché si rintreccino i temi e le persone, no? Perché gli altri passano su divide et impera e noi riconquistiamo terreno se invece i temi, i soggetti si rintrecciano. L'ultima cosa che voglio dire è questa: noi come Rifondazione sappiamo di avere qualche idea, ma sappiamo anche di essere fragili. Noi continuiamo a dire che ci vuole l'unità della sinistra e continuiamo a perseguire l'unità della sinistra. L'unità della sinistra non si fa al tavolino negli incontri fra stati maggiori, l'unità della sinistra si fa nella ricostruzione di un campo di forze politico e sociali. I referendum, le mobilitazioni, i TTP sono un'occasione per questo. È difficile, ma io credo che in un passaggio anche complesso, il referendum di domenica, che si stiano rimuovendo in moto delle cose e noi investiamo con tutte le nostre energie sul fatto che si riapra una possibilità. Facciamo i referendum, facciamo le mobilitazioni, facciamo il conflitto, e questa possibilità forse può in qualche modo ricostruire una presenza forte nella società, riaccumulare forze, rimettere all'ordine del giorno la possibilità di un cambiamento positivo e non della regressione che ci vorrebbero fare ingoiare. Quindi diciamo, noi siamo tutti impegnati nei prossimi mesi, pancia a terra sui referendum, i conflitti, le mobilitazioni, perché è possibile segnare un'inversione di tendenza. In Italia, diciamo, non siamo all'avanguardia delle lotte. Io vivo con invidia le scene francesi, vorrei fare tutte le iniziative, facciamo come in Francia, però anche questo non è un destino e le cose possono, diciamo, siamo in una fase di movimento, le cose possono cambiare anche rapidamente, lavoriamo tutti perché questo cambiamento sia possibile. Prepensi qua l'Italia